Prego. Grazie direttore, siamo con l'assessore comunale di Portogruaro, Ivo Simonella. Non è ancora stata pubblicata la delibera della Giunta regionale del Veneto in merito alle aree che possono essere adibite o meno agli impianti di biogas e biomasse. Lei l'ha vista, come la vuole commentare? Ma diciamo che è una grossa delusione perché noi da settembre 2010 chiediamo alla Regione di dare seguito a una delibera, un decreto ministeriale che prevede appunto di individuare secondo alcuni parametri le aree non idonee, quindi da escludere per l'installazione di nuove centrali. Un parametro importante per noi era la presenza già di tante centrali e anche la presenza di altri impianti che potevano confliggere con le centrali. Questo parametro non è considerato, per cui il portoghese rischia di restare comunque un'area idonea per le centrali a biomasse nonostante siano già 17 centrali portoghese autorizzate dalla Regione Veneto, area nella quale, insieme a Cavarzerano diciamo, c'è maggior concentrazione di centrali autorizzate. Quindi noi ritenevamo opportuno che questo parametro fosse considerato, la Regione invece ha deciso di non considerarlo, ne ha considerati altri, ma questo per noi è molto importante, non è stato considerato. E oggetto di critica in questi giorni è stata anche la ZTL, intesa come la ZTL non rispettata, perché alcune macchine, nonostante la chiusura serale, passano lo stesso per il centro. Sì, diciamo che siamo all'inizio, per cui è da poco tempo che la ZTL notturna è stata attivata, e i cartelli ci sono secondo le norme del codice della strada, i vigili urbani alla sera, quando è possibile, sono presenti all'inizio della zona ZTL, e chiaro che qualcuno poi nelle ore più tarde tende a passare lo stesso, però sappiamo che noi dobbiamo mettere la telecamera, appena verrà messa la telecamera all'inizio della ZTL è chiaro che il problema verrà risolto. Vogliamo ricordare, Assessore, l'appuntamento importante di questa sera per Portogruaro? Questa sera alle 9 incomincia la 30ª edizione dell'estate musicale con un concerto bellissimo organizzato sull'acqua davanti ai mulini dell'Emene, e sarà il miglior modo per inaugurare questa 30ª edizione dell'estate musicale. Bene, ringraziamo Ivo Simonella, linea alla direzione centrale.